Adesso passo la parola a Claudio Zucchetto, ricordandoci quello che ha detto quelli del progetto No Eleonora, cioè forse quello è molto importante in questo momento. In un intervento precedente qualcuno ha detto esiste un progetto che a noi sfugge. È certo che esiste un progetto molto ampio che porta e deve portare necessariamente alla desertificazione della Sardegna. La Sardegna serve desertica. Quando si dice Nello, siete qua drogati, non servite a nulla, eccetera, eccetera, possiamo fare qualsiasi cosa, se poi voi sparite ci fate anche un piacere perché vi fate fuori da soli. Il problema grosso è che il valore della vita media di un sardo vale meno rispetto alla vita di un italiano, di un europeo e così via. I riferimenti e i parametri sono gli stessi che si adottano per le popolazioni africane. Quanto vale la vita di un africano? Meno di zero. La vita di un sardo vale molto meno rispetto alla vita di un italiano medio, di un europeo e così via. Quindi dobbiamo fare delle riflessioni davvero molto serie. Sulla Sardegna si prospetta un po' questo progetto proprio di desertificazione perché serve per la sua posizione, serve un vasto territorio che sia usufruibile per tutte le ambizioni di militarizzazione, per la sperimentazione mondiale dell'industria bellica, per tutte le esercitazioni che vengono a fare anche quelli che poi vanno ad aggredire altri popoli come il nostro e così via, e tutto questo si sta consumando nel nostro territorio. Allora, siccome il tempo è stretto cercherò di essere molto sintetica perché sennò andremo alle calende greche, però io vorrei dire la politica istituzionale della regione autonoma della Sardegna dove ci sta portando? Dove sta portando l'economia dei sardi? E anche la vita della nostra gente, l'hanno detto abbondantemente. Una politica corrotta comunque, anche a livello comunale, in Sardegna. Infatti difficilmente dimostrabile, ma è corrotta. Allora, queste concessioni qua, sì. se permettono di fare questi lavori così nella nostra poi ne parliamo bene. No, ma ne parliamo subito. Allora le do il microfono e poi io intervengo, perché ci voglio, io sono d'accordo. Perché il popolo sardo vale di meno, non vale. È una politica corrotta. Sì, ma certo. Prendono le tangenti. Ma scusate, io vi do il microfono. La gente. Non è intervenuto un politico. Aspetta, come? Non è intervenuto Su che cosa? il giorno che ci hanno arrestato per questi pannelli fotovoltaici. Si fermi un attimo, sai chi sono io? Io mi chiamo Claudia Zucchetto, sono quel consigliere regionale che è intervenuto per difendere lei e suo figlio. Grazie. L'ho fatto perché era mio dovere di cittadino. Ma tutti gli altri che ci sono, ma si figuri che non sa contare, Cappellacci non sa contare. Ha detto che la più grande al mondo come questi pannelli fotovoltaici 20 megawatt e questo delle Sulcis, ma non 28 megawatt, non sa manco contare. Ma lo so, ma perché che gliene racconta poco di lui, Perché sono ancora lì? No, criminalizziamo la popolazione sarda. La banca, le banche non ti danno. Lei può continuare anche dopo, non è un No, ma poi so parlare senza di niente. Allora, il problema è questo. Il problema più grosso è questo. Che noi abbiamo questi sindaci, prima cosa, sono da far fuori. Non tutti noi. È perché abbiamo visto, ci ha fatto venire qui per una piccola manifestazione per andare contro i pannelli. Loro tutti favorevoli per posti di lavoro. Oggi non è venuto nessuno di Nerbolia, nessuno, non c'è nessuno. 40 giorni lavorativi, 70 milioni di euro. Poi diciamo che sono multinazionale, mafia, la mafia cinese, compreso con loro, qui ce la dico, ci sono i carabinieri, però io lo vorrei dire che loro sono in favore di questa gente, loro hanno lo stipendio, noi abbiamo 600 euro e dato materie prime, 10.000 euro, materie prime all'industria, agricoltura. Oggi il sindaco di Nerbolia, forestale, avrebbe dovuto tutelare l'ambiente, ha dato 700.000 metri quadri, 28 megawatt al cinese, al Riku.
Oh, a Narbulia ci sono i cinesi. Ci sono i cinesi. Ma stiamo scherzando? Ma chi sia? La perforazione non l'ha detto quel signore di Arborea. Quello lì dopo esce fuori del gas, hanno dovuto fare il gas, vanno a finire sino a Tresnurati, sempre arrivare Moratti. Ma sono brullenti, ma stiamo scherzando? Ma tutta gente da andare via, da mandare via. Adesso si stanno prendendo anche Costa Smeralda, sta arrivando quelli degli arabi. Oh, ma chi sia? Ancora ci sono questi sindaci che ci mangiano. Quello di Narbulia aveva, adesso vi dico la storia, aveva 20 ettari lì a Torre Grande. Oh, non ha mai realizzato un euro di fatturato. Li hanno buttati fuori il consorzio. L'agricoltura così non rende. Ma come può andare a trivellare Moratti, pagato un'elenza pure denaro a trivellare in un posto come può essere Arborea? Ha visto come è entrato in difesa il consigliere Veneto e non i consiglieri e non l'assessore a Scartier disonesto a trivellare la trivellazione, perché sono sicuro che è favorevole. È un ragioniere, cosa non è niente, prende 20.000 euro al mese. Così no, 20.000 euro l'assessore lo prende e l'altro ne prenderà 25 cappellacci. Quello dell'ambiente perché non è venuto nel Buria? Oh, ci hanno lasciati lì da soli e ci hanno portato un giudice che non sapeva, avrebbe dovuto cosa, sospensione per un giorno e poi andiamo, riparte di nuovo il lavoro, 40 giorni, 70 milioni di euro. La mafia cinese hanno distrutto un territorio di quasi 700.000 metri quadri. Adesso Brunelli Zeus. Ma li vogliamo mandare via questa gente, sì o no? Sì, che voglio mandare via. Io sto tentando la campagna elettorale della Buria, e c'è di nuovo un forestale che è favorevolissimo a questo bendito Dio. Hai questa cosa che fa paura a vederlo. Ma in Ciccoria viglianesi con studantina. Oh, poi dite uno, chi è che ha detto 50.000 euro, 500 ettari di terreno? Indovini quanto hanno pagato questo lì? 5.000 euro. Adesso guarda, sono lì c'è il Marcelli, lì non è un... Aspetta, sicuro qua nella Puglia o nella zona. Andiamo per noi, se non ce la facciamo. Aspetta, allora dopo l'hanno pagato, indovini quanto? Non lei lo sa? No, non lo so. Non lo so. Perché io sto a fare 40.000 euro a testa. Tre signori si sono buttati qui quattrini in banca, quasi 1 milione a testa. Io ho detto al signor Paolo Magnani, al signor disonesto di Paolo Magnani, gli ho detto, lasci stare che lo prendiamo noi per 3 milioni. Vuol dire 600.000 euro di guadagno in un attimo, in 10 minuti. No, ma sa cosa guadagniamo noi di quello lì? Ed è vero. Ce l'hanno guadagnato. Adesso vi ringrazio. Comunque, se volete stare in regione ancora, altrimenti andate via tutti, che non c'è posto per voi. No, io non ci sono in regione. Dateci delle chiarezze, delle chiarezze valide per requisire queste proprietari del nostro territorio, perché noi possiamo hanno promesso 40 posti di lavoro. Ma no, ma quelle sono promesse. Sono promesse. Adesso ci saranno 40 funzioni. Adesso tra l'altro sono le lezioni di promesse ne sentirete ancora di più. Continuiamo con le cose. Vi ringrazio, speriamo insomma che i prossimi interventi siano un po' più. No, metti uno non è volevo dire questo. La causa, No, volevo dirvi semplicemente che non solo quella di Narbulia, anche quella di Arborea, che è molto vicina alla carità, non che non vanno bene, non parliamo più male dei santi, però, questa è una cosa che va bene, ok, continuiamo con l'intervento di Claudia Zonchino. No, io ringrazio questo intervento, il signore che ha fatto un video perché condivido tutto quello che lei ha detto. E quando lei è stato arrestato insieme a suo figlio, io non la conoscevo, la sto conoscendo adesso,
e ho preso subito posizione sulla stampa, e quindi è una cosa documentata, perché una ribellione popolare non può essere criminalizzata. Questo lo dico alle forze dell'ordine, che fra l'altro sono anche persone per bene, che non è vero che sono sempre chissà che, e capiscono bene anche i problemi delle popolazioni. Quando le popolazioni si ribellano a dei soprusi, non è giusto che diventi un problema di ordine pubblico, perché il dissenso non può essere trattato come un problema di ordine pubblico, quindi arrestando la gente. È stato un atto veramente quello gravissimo. Noi qui in Sardegna stiamo facendo una battaglia enorme, che è la battaglia per riprendere il controllo del nostro territorio, perché il nostro popolo non può assolutamente sopravvivere se ci sottraggono la terra. Questa è l'ABC, è normale. E allora io dicevo prima, è giusto che i sindaci vigilino, perché i sindaci sono quelli che sono responsabili della salute dell'ambiente, lo dico sempre, responsabili della salute delle popolazioni, nel senso che se succede un qualsiasi incidente legato a iniziative speculative oppure di carattere anche così da inquinamento ambientale, il sindaco è penalmente perseguibile, il primo responsabile. Questo poi i sindaci devono ricordarselo per quanto campano, ma non tutti i sindaci proteggono gli interessi delle multinazionali, sarebbe la fine del mondo. Non è sempre così, grazie al cielo. Però bisogna battagliare molto. Dove ci sta portando la politica istituzionale e regionale oggi, siccome io ci sono dentro e sono una minoranza dentro la minoranza, devo dire questo, che ci stanno portando verso il burrone, che per noi sardi sarà la fine. E si chiamano queste scelte istituzionali, si chiamano serre di Narbolia e non solo, problema del biogas a Decimo Puzzu, si chiama intervento Eleonora. Tra l'altro stamattina mi hanno mandato una bellissima lettera a una signora che non conosco, si chiama Cristina Bonaccini, e che viene a passare le vacanze da sua madre ad Arborea, e mi ha mandato una lettera molto bella di forti preoccupazioni per questi temi. Infatti le ho risposto al volo che sarei venuta qui stasera. Ci stanno portando verso la chimica verde, ne ha parlato Nello Rubato molto, cioè ha fatto un quadretto molto preciso, che di verde non ha nulla, che la chimica verde, dietro la chimica verde c'è l'avvelenamento del nostro territorio, perché è un inceneritore e le istituzioni devono avere il coraggio di usare un vocabolario chiaro. La chimica verde è un inceneritore, il più grosso a livello europeo, e tutto il discorso delle coltivazioni, della monocoltura, che da noi sarebbe terrificante per i nostri terreni, perché ci hanno proposto i cardi, però abbiamo fatto i conti che coltivando cardi anche sui tetti delle nostre case non sarebbero mai sufficienti ad alimentare quell'ecomostro. Però in una postilla piccola piccola e nascosta nascosta, chi va a studiare le cose, perché io studio le cose, se no che cosa ci sto a fare lì? Abbiamo anche scoperto che, caso strano, alle biomasse viene equiparato il cosiddetto FOC, che è una sostanza altamente cancerogena prodotto di residui industriali, per cui si dice, siccome le biomasse, quindi i cardi, non saranno sufficienti, useremo anche il FOC. Non ci pensiamo, che vuol dire avvelenamento del nostro ambiente. E poi c'è tutto il discorso della vendita delle nostre terre, perché quello che è stato detto per l'Africa, Cina, India, che stanno comprando a tappeto l'Africa, sta avvenendo su scala ridotta qui in Sardegna. E chi sta comprando si chiama Eni, si chiama E.ON, si chiamano tutti i signori che stanno dietro la chimica verde, perché quei terreni non è vero che servono per coltivare i cardi, che per noi sarebbe una distruzione comunque, ma quei terreni servono per domani, perché lei e le multinazionali si garantiranno il monopolio dei prodotti legati all'agricoltura, nonché i prodotti del sottosuolo domani. Per domani. Quindi ci stanno vendendo, ma non bastano loro. Adesso c'è anche il discorso del Qatar. Scusatemi, perché sono note molto importanti su cui dobbiamo riflettere. Il problema del Qatar non è l'Aga Khan che viene qui, un privato ricco che si compra un po' di terra per fare alberghi e case. Qui è uno Stato islamico
che viene in Sardegna a comprare pezzi di territorio di un altro Stato. Quindi noi avremmo a che fare non come la Costa Smeralda della Garcan, di cui non ce ne può fregare di meno, che è stata un'operazione sballata che a noi non ha dato nulla, però era un privato, ma col discorso del Qatar è uno Stato islamico che viene in Sardegna, si compra pezzi dei nostri territori, e chi è che poi li governa questi? Ci impiccheranno perché noi donne non useremo lo chador? Io non lo so che cosa succederà a quel punto, però è una riflessione a cui dobbiamo stare molto attenti. Stanno comprando anche adesso le miniere di carbone del Sulcis, gliele regaleremo perché sono improduttive, invece quelle saranno grandi risorse per domani, quindi dobbiamo vigilare un attimino su tutto. Il problema voglio fare una nota, sì, ci sarebbe da parlare di miliardi di cose, anche della grandissima truffa del Galsi. La truffa del Galsi, che è una servitù di passaggio, perché guardate, c'è l'articolo 3, il comma 1 dell'ultima finanziaria regionale, che dice, sono stata io a contestarlo e a sgolarmi in aula, è tutto pubblico, cioè i miei interventi sono pubblici, dove dice che in materia di finanziamento al gasdotto Galsi, che è questo gasdotto che parte dall'Algeria e attraversa la Sardegna, è per portare il gas metano dall'Algeria all'Italia del Nord e all'Europa attraverso la Sardegna, quindi è una servitù di passaggio, e per questa servitù di passaggio la finanziaria regionale dispone di 150 milioni di euro strappati dalla bocca della nostra gente. Allora, io ci sto attenta su tutte queste cose. Il problema di Arborea alla Saras non basta la distruzione, la morte che ha creato in superficie, che adesso deve devastare il sottosuolo. E guardate bene che Nello, tu lo sai bene, c'è la storia dei terremoti anomali dell'Emilia, quando tutti gli scienziati dicevano ma questi non sono terremoti normali, il terremoto ha un inizio, una fine, ha un andamento logico, invece da perforazione, e quelle erano esplosioni. Io ci sono stata 2 volte a sentire i sardi che sono lì in grossissime difficoltà e abbandonati sia dalle amministrazioni locali sia dalla regione autonoma della Sardegna, cioè non esistono e sono in forti difficoltà, e loro mi hanno descritto, tutti mi hanno descritto come si svolgeva questo terreno non era normale, erano esplosioni. Poi mi hanno fatto visitare tutti questi pozzi che sono veramente inquietanti. Quello che vogliono fare ad Arborea l'hanno già fatto in altre sedi anche in Italia, con disastri di dimensioni spaventose. Allora, che cosa si propone qui? Qui guardate, c'era una nota sulle proiezioni che sono state fatte, quando si dice la mobilitazione popolare. Non è vero che non serve. Io che sono una minoranza dentro la minoranza in Consiglio regionale ho fatto grandi battaglie, spesso in solitudine contro tutti, e hanno funzionato, perché si rompono i giocattoli e si rompono, perché è possibile farlo degli equilibri anomali all'interno della classe politica sarda. Almeno si rompono quei giocattoli e se ne parla, se ne discute. Per cui il supporto popolare è importante. Noi siamo qui, guardate, una vittoria, anche l'incontro di sabato sera in questo meraviglioso paese è fantastico, perché guarda caso vede rappresentanze di diversi comitati popolari spontanei che stanno alla base della democrazia, e noi dobbiamo difendere questa democrazia, ma solo così sarà possibile. La gente che si mobilita, la gente che riprende a pensare, a decidere per il suo futuro, perché le decisioni che arrivano dall'alto sono semplicemente contro ogni vocazione dei nostri territori, del nostro ambiente e della nostra stessa salute. Noi finiamo morti prima del tempo, per cui siamo costretti a mobilitarci e soprattutto a coordinarci. Per cui i vari comitati spontanei, che siano contro la chimica verde, che siano per tutti i discorsi che abbiamo trattato qui stasera, al di sopra di ogni sentimento politico, ideologico, non dobbiamo più ragionare in quei termini, ci dobbiamo assolutamente, come si dice, collegare, ci dobbiamo coordinare, perché la voce del popolo è una voce importante e bisogna farsi sentire.
Il Consiglio regionale è sensibile a questo, quando la gente si mobilita sotto, e noi battaglie ne abbiamo fatto anche per quella storia dei cappellacci, quel grand'uomo che continua a raccontarci frottole, bugie, è un irresponsabile quest'uomo e non ha pudore. Anche sul discorso dei 100 milioni che noi potremmo riavere subito dagli imbrogli del G8, io ho fatto un'azione legale, giudiziaria, l'ho fatta da sola, perché quando io ho chiesto a altri consiglieri andiamo, mi è stato anche risposto: ma lì metti le mani nella mafia. E dico: ma noi è il nostro compito farlo, dobbiamo difendere gli interessi dei sardi. Ebbene, c'è stato procedimento giudiziario in Lazio, adesso ci sono ancora processi a Roma, prima erano a Perugia, adesso rinviati. E Cappellacci non si vuole costituire parte civile per riprendere, per restituire alle nostre casse 100 milioni subito, ma di fronte a una marea di danni. Allora bisogna sollecitarlo. Sotto il Consiglio regionale ci sono state delle mobilitazioni di cittadini con manifesti, striscioni, molti sono anche qui. Fra l'altro c'è stata una grossa partecipazione dei nostri artisti, che sono straordinari, perché loro stanno usando la musica come forma di protesta e sono in difesa del nostro territorio. Cosa volete che vi dica? La Sardegna non può diventare terra di discariche, non può diventare terra di inceneritori. Quella è la linea che stanno seguendo e che dobbiamo cercare di ostacolare come meglio possiamo. Io faccio le battaglie anche da sola, ma faccio quel che posso. Io sono dell'opposizione e sono minoranza dentro una minoranza, faccio sentire la mia voce sempre. Io non sono una che tace e non sono neanche ricattabile. Io ho un altro lavoro, io sono un medico, mi conviene fare il medico e togliermi via da questo giro terrificante della politica. Ma siamo sicuri che dobbiamo battere tutti in ritirata, andare a casa? Chi deleghiamo per gestire la vita nostra e delle future generazioni dei sardi, e il nostro territorio e il nostro ambiente? Questa è l'ultima spiaggia, quindi io sono disposta a rimboccarmi le maniche, perché dobbiamo rivisitare tutte le relazioni anche fra la regione autonoma della Sardegna e lo Stato italiano, che ci stanno ammazzando, ci stanno massacrando, con la complicità di una classe politica che per 60 anni è stata in ginocchio a subire e a fare affari. Grazie. Ezza, che bisogna fare? Ornello, tornatene qui tu, che tu non sai a far nulla. Ma pare che c'è la Lega, ci sta a fare. E c'è la Lega,